È una manifestazione importante che abbiamo l'onore, grazie al lavoro dell'amministrazione e della PMB in particolare, di ospitare una delle manifestazioni più prestigiose a livello europeo del basket in carrozzina. Una 6-9 marzo 2025 che ospiterà tanto sport, agonismo, sano agonismo, ma soprattutto dentro e fuori del campo tanta comunità e un valore di inclusione. Questo credo che sia un messaggio importante non solo per lo sport, ma soprattutto anche per tutte le nostre comunità. La Regione Veneto ha avuto il piacere e il privilegio di supportare e sostenere queste iniziative insieme agli altri enti locali, a partire dalla provincia e in particolare il comune di Piombino Dese, che rivolgiamo davvero i complimenti per il lavoro svolto e per il grande impegno, perché dietro a queste iniziative c'è tanto lavoro, tanto impegno, tanta passione e anche molte responsabilità con le normative vigenti che sono richieste affinché tutte le iniziative siano svolte in piena sicurezza. Nel panorama europeo è per noi un onore ospitare una manifestazione di questo altissimo livello. Squadre da tutta Europa verranno nella nostra sede, nel nostro meraviglioso palazzetto, attrezzato perfettamente per accogliere soprattutto la disabilità di tutti i livelli, per cui è un vanto non solo per il mio comune ma anche per l'intera regione Veneto, per l'Italia, soprattutto ospitare questa bellissima manifestazione. Inclusione, numerosissimi gli istituti scolastici che vi parteciperanno tra l'altro, e portare i nostri ragazzi delle nostre scuole a vedere queste competizioni fatte da ragazzi meno fortunati di loro, gli fa veramente cambiare una visuale, una loro prospettiva sul mondo e su quali sono i problemi dei giovani d'oggi. Sicuramente una finestra sul cuore verrà aperta a tutti gli spettatori che parteciperanno a questa manifestazione. Questa è una competizione che vede la partecipazione di ben 4 squadre più la nostra, quindi 5 squadre sul panorama europeo, quindi su una delle massime competizioni a cui questo sport può dare accesso. Le squadre provengono da 4 diversi, da 5, compresa la nostra, 5 diversi stati, quindi abbiamo Italia, Spagna, Regno Unito, Polonia e Turchia. Insomma, queste sono le compagini che vedranno la loro partecipazione in questa prima fase ospitata a Piombino Dese, ed è un basket sicuramente che è il massimo livello a cui si può assistere. Insomma, le regole della pallacanestro in carrozzina, anche per gli appassionati di pallacanestro per normodotati, sono praticamente le stesse, salvo qualche adattamento ovviamente fatto sul mezzo, su un ingombro diverso che sul campo si muove e che ha sicuramente delle sue tematiche legate anche alla meccanica, legate anche alla proposta sportiva. Quindi sicuramente è per uno che viene dalla pallacanestro in piedi, è uno sport assolutamente appassionante e uno sport su cui cimentarsi per poter imparare anche tecnicamente quello che può essere una proposta diversa e altrettanto competitiva. E qui mi aggancio un po' a quelli che sono i due pilastri fondamentali che noi cerchiamo di mettere in campo come società e stanno alla base del nostro concetto di inclusione. Uno è quello dell'eccellenza, perché noi per lavorare sull'inclusione non possiamo lavorare a ribasso, non possiamo lavorare assolutamente nella mediocrità, non possiamo lavorare con un'ottica del sociale che va a chiedere sempre un po' questa comprensione, questa carità verso l'esterno, ma deve essere un sociale che ispira, deve essere qualcosa che vuole arrivare al massimo livello possibile. E il secondo pilastro invece è quello della non omologazione della persona disabile, perché ogni persona disabile ha una sua complessità, ogni persona disabile ha un suo adattamento personalizzato a quella che è la richiesta della vita dell'allenatore, di uno sport, di una relazione, di qualsiasi cosa che sia all'interno della vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi anche passare attraverso una nuova narrazione della persona disabile che si presenta in tutta la sua complessità e non solo come depositario di questa disabilità, un po' questa entità astratta, la disabilità, che non si sa mai cosa mi aspetto, una persona amputata, una persona paraplegica, non si sa mai, no, cosa aspettarsi. Invece è questa la bellezza di questo sport, rende attraverso l'inclusione forte il messaggio della differenziazione e della personalizzazione all'interno di questo sport, di questo bellissimo sport. L'appuntamento è fissato dal 6 al 9 marzo 2025, vi aspettiamo numerosi in palazzetto. Le gare si disputeranno il 7 e l'8, quindi il venerdì e il sabato. Tantissime le scuole che parteciperanno e speriamo altrettanti tifosi del territorio che verranno a sostenere la loro squadra del loro territorio, appunto, contro queste compagini europee.